Palla 2 alzata in questo momento e primo possesso nelle mani di Palermo per Filippi, ancora in punta per Bjorklund che prende il palleggio, arresto e tiro da 3 punti. A quello che mi avevano dato come quintetti base al posto di Castiglia c'è Marta Verona. Intanto dall'altra parte San Martino che ha militato anche nel campionato spagnolo, palla dentro molto bene per Gatling con Fietta, l'1 contro 1, il penetra e scarica, la palla fuori per Sulciute che prende la tripla per Filippi l'1 contro 1, il backdoor di Fietta molto bene per Ostarello, palla nelle mani di Verona, la ricezione in post medio di Gatling che si gira e prende il tiro per Filippi, ancora per Ostarello sul lato opposto, fuori per Bjorklund che prende un'altra tripla, altri 2 punti, buon attacco per Palermo, ma dall'altra parte l'1 contro 1 di Pasa, Flores, il penetra e scarica per Russo che prende il palleggio, arresto e tiro e realizza sul shoot, la palla in punta per Pasa, le uscite dai blocchi di Bjorklund che prende il catch and shoot da 3 punti e Miccio dato ancora fuori da 3 punti, un'altra tripla per Bjorklund, la quinta del primo quarto, già 19 punti a referto per Bjorklund che sta dominando in lungo e largo la partita. Dall'altra parte risponde con 2 punti Miccio, fuori per Pasa, dentro di nuovo per Toffolo, il penetra e scarica con la palla per Bjorklund che prende il palleggio, arresto e tiro da 2 punti, è immarcabile, vede il canestro grande come una vasca da bagno. 9 secondi da giocare in questa azione, l'1 contro 1 di Cupido, il tiro in corsa e il canestro con Verona, il consegnato con Miccio, ancora il pick and roll con Verona, l'1 contro 1 fatto molto bene dalle giocatrici di Palermo, c'è il recupero di Pasa che è già dall'altra parte, lo scarico sul lato opposto per Tonello che non ci pensa 2 volte, prende un'altra tripla che cerca il backdoor, non c'è, la palla torna in punta per Fietta che prende il palleggio, arresto e tiro da 2 punti e realizza la lunga di San Martino di Lubari. Intanto la ricezione per Helabad che realizza, palla sempre nelle mani di San Martino, il backdoor di Bjorklund che questa volta sbaglia il tiro sulla buon aiuto difensivo, ma rimbalzo di Ostarello che con il semigancio destro realizza l'1 contro 1 in Manzotti che si appoggia al tabellone, rimbalzo controllato dalla formazione ospite che è già dall'altra parte con il palleggio, arresto e tiro di Cupido per Sulciute le finte, poi la palla per Bjorklund che prende il palleggio, arresto e tiro e realizza sempre box and one per Palermo, la palla per Sulciute, le finte, poi si gira, prende il tiro, l'1 contro 1 di Flores, fuori ancora per Verona che prende il tiro da 3 punti e realizza il terzo quarto di gioco. Palla in ala per Tonello che non ci pensa tanto, prende il tiro da 3 punti, la ricezione per Verona, la palla per Manzotti che prende la tiro da 3 punti e realizza, si sblocca un po' Palermo con queste 2 triple, la palla per Ostarello in post medio sul lato opposto per Tonello che prende un altro tiro da 3 punti, la quarta tripla di partita, si cerca la palla dentro per Gatling, marcata però molto bene da Sulciute, adesso si gira bene, riesce però a ricevere palla per Verona, il taglio sotto canestro per Russo che riceve e segna, subisce il fallo per Sulciute, l'1 contro 1, la finta di Sulciute in palla in lunetta per Fietta che realizza 2 punti, si rimposta l'azione, 9 secondi da giocare, arriva il blocco di Gatling, l'1 contro 1 di Cupido ad appoggiare di tabellone Palermo con Gatling, già dall'altra parte con Flores per Russo che realizza altri 2 punti e si riporta sul -9, dentro per Filippi, fuori per Ostarello che prende il tiro dalla media distanza e con l'aiuto del ferro realizza 2 punti che dà nelle mani di Sulciute per Filippi che non ci pensa, prende il tiro da 3 punti e palla nelle mani del San Martino con Sulciute, il taglio di Ostarello fatto molto bene, il taglio poi di Sulciute che riceve dentro molto bene per Ostarello, 2 secondi, prende il tiro a 3 punti allo scadere della partita Flores ma lo sbaglia, si conclude così con il Fila che vince la quarta partita consecutiva